Timidi segnali di ripresa per l'occupazione giovanile in Liguria, ma il cammino resta lungo. I giovani interpellati dalla diocesi hanno redatto un progetto che sottoporranno alla regione. Pronta alla Chiarella di Chiavari la casetta gialla, struttura del villaggio del ragazzo che accoglierà 8 migranti. Arrivato ieri il primo ospite da Belpiano, gli altri arriveranno da Recco. Dio vi ama e la Chiesa ha bisogno di voi. L'invito di Papa Francesco ai giovani racchiusa nell'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit. Oggi la pubblicazione del documento. La fatica e la gioia dell'annunciare il Vangelo, l'importanza di spendersi per qualcosa di grande, al centro degli incontri fra il Vescovo, i catechisti e i ragazzi di San Mattà Margherita, San Michele e Portofino. Una comunità che cresce, non solo un luogo di villeggiatura. La Santa Messa nella quarta di Quaresima è stata trasmessa da San Michele di Pagana, in vista per la parrocchia nuove realizzazioni e restauri. Chiavari si è colorata di blu in occasione della giornata per l'autismo, corteo dal centro verso il mare, dove i partecipanti hanno lanciato tra le onde centinaia di barchette azzurre. La Virtus Entella torna alla vittoria, ha espugnato il Piola di Novara, biancocelesti in rimonta, vincono 1-2 contro i padroni di casa, si consolida la prima posizione in classifica. Buonasera ai telespettatori di TG oggi. Il tema del lavoro in apertura nel nostro telegiornale. Sono stati resi noti in questi giorni i dati dell'Istat relativi all'occupazione giovanile della nostra regione. In Liguria nel 2018 sono stati 120.000 i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che hanno trovato lavoro. Un timido segnale di ripresa rispetto all'anno precedente, dove gli occupati erano 116.000. In questa statistica ha fortemente penalizzato è il mondo femminile, dove l'inserimento lavorativo è in decremento. Su questi temi, per il secondo anno consecutivo, la diocesi ha promosso un percorso che ha coinvolto scuole, mondo imprenditoriale, istituzioni, per favorire il lavoro di gruppo e individuare quali siano le aspettative dei ragazzi. Sentiamo cosa è emerso. Parlare di giovani e lavoro implica anche un'analisi sociologica. Gli studenti di oggi rappresentano il futuro delle nostre comunità sia in termini di età anagrafica sia di presenza sul territorio. Un'analisi che i protagonisti del progetto promosso dalla diocesi di Chiavari hanno fatto propria, avviando un percorso di condivisione. Il nostro obiettivo era quello di sintetizzare e dare una panoramica generale dei vari temi e soprattutto appunto delle competenze trasversali che devono essere raggiunte da ogni alunno e della necessità di partire sin dall'infanzia e cercare di appunto ottenere queste competenze. Il mercato oggi ha bisogno non tanto di prodotti perfetti quanto di persone preparate. Ciò che appare in crisi è proprio il capitale umano delle imprese. Ma quanto la scuola prepara la persona all'ingresso nel mondo del lavoro? Il mio percorso scolastico di sicuro mi ha formato ad andare a lavorare, cioè ad avere delle competenze pratiche. Penso che comunque queste competenze le acquisisci vivendo e comunque con il tempo. Una regione come la Liguria, che tradizionalmente dedica risorse prevalentemente alla formazione tecnico-professionale, ha oggi necessità di incentivare chi investe sulle competenze trasversali, offrendo agli studenti esperienze che li possano far crescere. Da qui il progetto che i protagonisti hanno elaborato. Io punterei a chiedere un ruolo più importante per la scuola, anche una visione da parte delle istituzioni che focalizzi proprio la sua attenzione sulla scuola, perché proprio a partire dalla scuola si può costruire un futuro migliore. E anche una maggiore possibilità di sfruttare le competenze prese a scuola insieme alle soft skill per riuscire a valorizzare ulteriormente questi documenti per renderli fruibili a tutti quanti gli studenti. I giovani si dicono speranzosi in un futuro lavorativo che soddisfi le loro aspettative anche in Italia. Ritengo che comunque una formazione e un'attitudine propositiva e positiva possano comunque essere d'aiuto a trovare un'occupazione anche in Italia, nonostante quel che si dica e le difficoltà comunque reali che ci possono essere. Il progetto redatto dai giovani coinvolti dalla diocesi sarà illustrato venerdì prossimo all'Auditorium San Francesco di Chiavari durante il convegno dal titolo Giovani e lavoro, saper fare e saper essere, il ruolo delle competenze trasversali. L'inizio dei lavori è per le ore 10.
Ed è stato presentato oggi il piano per le politiche attive del lavoro di Regione Liguria per il 2019. Sono stati messi a disposizione 20 milioni attraverso 3 linee di intervento: assistenza per la ricerca attiva del lavoro, interventi per aumentare l'occupabilità delle persone, interventi volti a incentivare i datori di lavoro ad assumere persone disoccupate o svantaggiate. In questo mese ha preso avvio il progetto FAST del valore di 1,3 milioni che prevede la realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti a lavoratori che a seguito di crisi aziendali siano stati coinvolti in procedure di licenziamento collettivo oppure siano in cassa integrazione ma abbiano già ricevuto lettera di licenziamento. Nei mesi tra aprile e luglio sono programmati gli avvisi per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro rivolti agli utenti dei centri per l'impiego della Liguria, l'avvio della nuova garanzia giovani rivolta a ragazzi tra i 15 e i 29 anni per un valore di 12 milioni di euro e la riprogrammazione del piano anticrisi rivolto a giovani e a lavoratori appartenenti ai territori individuati come aree di crisi complessa e non complessa, un valore della misura che sale a 15 milioni di euro. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia. I dipendenti della Liguria del Banco BPM chiedono che l'azienda rimborsi integralmente tutti gli investitori coinvolti nella truffa dei diamanti venduti a prezzi gonfiati. I lavoratori riuniti, per adesso in 3 assemblee con non meno di 200 partecipanti, hanno dato mandato alle organizzazioni sindacali di indire la mobilitazione, supportata anche da una manifestazione pubblica. La vicenda della commercializzazione dei diamanti da investimento e del fallimento della IDB ha coinvolto i 4 principali gruppi bancari italiani. Di questi, scrivono i dipendenti in un comunicato, soltanto Banco BPM non si è ancora reso disponibile al rimborso integrale delle somme investite dai propri clienti. Questa situazione ha duramente colpito l'immagine della banca e dei lavoratori. Per questa ragione, questi ultimi invitano tutta la clientela a chiedere con forza che la banca si assuma le proprie responsabilità, anche economiche, rispetto a quanto accaduto. Voltiamo pagina. Il centro Franco Chiarella di Chiavari si arricchisce di una nuova struttura per l'accoglienza. In queste ore, infatti, la Casetta Gialla apre le sue porte per ospitare 8 migranti che verranno trasferiti da altre strutture del territorio. Un migrante già giunto da Belpiano, gli altri 7 arriveranno da Recco. È arrivato il primo migrante degli 8 che saranno ospitati nella Casetta Gialla del centro Franco Chiarella di San Pier di Canne a Chiavari. Gli altri 7 ragazzi, provenienti da una struttura di Recco, arriveranno invece nelle prossime ore per dare vita ad un progetto di accoglienza e integrazione coordinato dal villaggio del ragazzo. La realtà, fondata da Don Nando Negri, ha risposto alla chiamata della Prefettura di Genova nell'ambito della convenzione stipulata nel 2016. Noi avevamo risposto a un bando con la Prefettura di circa 25 posti. Poi i 7 posti di Castiglione sono passati nello SPRAR di Sestri, quindi non li abbiamo più direttamente nelle nostre disponibilità e quindi in realtà i posti si rimpiazzano, anche perché ci è stato chiesto e da ieri è presente già uno dei ragazzi di Belpiano che era inserito qui su Chiavari soprattutto in attività sportive e quindi era giusto che rimanesse sul territorio e arriveranno oggi o domani, in questi giorni, un gruppo di ragazzi che sono ospiti a Recco di un'altra struttura che deve chiudere. Ecco. In queste settimane è stato sistemato l'edificio, una casa di 2 piani circondata dal verde, nella quale sono stati ricavati 3 alloggi, uno dei quali sarà riservato ad un operatore. I migranti accolti potranno proseguire qui il cammino di integrazione già iniziato da tempo nelle altre strutture che li hanno ospitati in questi mesi. Entro nel progetto diocesano, quello che di piccole unità di accoglienza diffusa, diciamo di attenzione personale a ciascuno di loro, di conoscere la lingua, di cominciare ad avere possibilità, appena i documenti glielo consentono, di entrare nel mondo del lavoro, di fare esperienze di tirocinio, diciamo di queste cose che sono importantissime proprio perché non è solo ospitalità così in attesa di far nulla, ma davvero il desiderio sarebbe quello di poter integrare pienamente delle persone con la loro dignità e con una possibilità di futuro vera e concreta.
Il Papa adesso, dopo la firma avvenuta lo scorso 25 marzo al santuario di Loreto, è stata resa nota oggi l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit che Papa Francesco ha indirizzato ai giovani e a tutto il popolo di Dio. Una lettera composta da 9 capitoli divisi in 299 paragrafi con cui il Pontefice rivolge l'invito a vivere pienamente la giovinezza attraverso l'amicizia con Cristo. Dio vi ama e la Chiesa ha bisogno di voi. Queste le sue parole. Quando ho iniziato il mio ministero come Papa, il Signore ha allargato i miei orizzonti e mi ha dato una rinnovata giovinezza. Comincia con questa confidenza l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, 299 numeri divisi in 9 capitoli, rivolta ai giovani e a tutto il popolo di Dio. Una sorta di Magna Carta per la pastorale giovanile, esortata da Papa Francesco ad essere da ora in poi pastorale giovanile popolare, pronta a cambiare partendo dalla capacità di raccogliere le critiche dei giovani, perché sono loro che possono aiutare la Chiesa a non cadere nella corruzione, a non trasformarsi in una setta. La Chiesa di Cristo può sempre cadere nella tentazione di perdere l'entusiasmo, esordisce il Papa. Sono proprio i giovani allora che per Francesco possono aiutarla a rimanere giovane, a stare vicino agli ultimi e agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà. Gli scandali sessuali ed economici, l'impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente la sensibilità dei giovani, la scarsa cura nella preparazione dell'omelia e nella presentazione della parola di Dio, il ruolo passivo assegnato ai giovani all'interno della comunità cristiana e infine la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea. Sono queste le ragioni principali che allontanano i giovani dalla Chiesa, secondo l'analisi di Francesco. Il dolore delle giovani generazioni è come uno schiaffo, scrive il Papa a proposito della violenza che spezza molte giovani vite, con varie forme di abusi e dipendenze, mietendo vittime anche grazie alla colonizzazione ideologica e alla cultura dello scarto. La morale sessuale è spesso causa di incomprensione e allontanamento dalla Chiesa, mentre i giovani vogliono un confronto su identità maschile e femminile, sulla reciprocità tra uomo e donna e sull'omosessualità. Non è sano confondere la comunicazione con il semplice contatto virtuale, l'ammonimento per i frequentatori della rete, alle prese con fenomeni pericolosi e ambigui come il dark web, il cyberbullismo, la pornografia, le fake news e il fenomeno della migrazione digitale. La famiglia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per i giovani, come è emerso dal Sinodo. I giovani sognano una famiglia e il matrimonio non è fuori moda, assicura il Papa. Non bisogna aspettarsi di vivere senza lavorare, dipendendo dall'aiuto degli altri, il monito ai ragazzi in un mondo segnato da una disoccupazione giovanile che ha ormai raggiunto livelli esorbitanti e che deve diventare una priorità per la politica. Suscitare processi, non imporre percorsi o costruire ricettari, l'indicazione dell'ultimo capitolo dedicato al discernimento. E in diocesi prosegue il cammino del Vescovo nelle comunità del Tigullio occidentale. Nei giorni scorsi a Portofino c'è stato l'incontro tra i catechisti, i ragazzi e Monsignor Tanasini. Alzi la mano chi ha mai giocato a Lancia Rossa a Portofino. Lo hanno fatto i ragazzi del gruppo del Dopocresima, giovani e giovanissimi delle comunità dell'ambito di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino in occasione del pomeriggio trascorso assieme per la visita pastorale di Monsignor Tanasini. Si sono ritrovati per il viaggio in battello da Santa a Portofino, complice una giornata primaverile bellissima e tersa. Hanno giocato in paese mentre i catechisti dell'ambito pastorale incontravano il vescovo ed il responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Mi sembra che ormai il futuro della nostra diocesi è quello di lavorare insieme. Forse ci sono città e zone in cui riesce più facile, forse questa di Santa Margherita è anche un caso proprio di cammino in comunione con i catechisti. Anche oggi nell'incontro abbiamo visto anche le difficoltà concrete, forse anche nell'immediato alcune insuperabili, però sicuramente il lavoro insieme delle comunità ci arricchisce e ci sostiene maggiormente. Al termine dell'incontro con i catechisti, la merenda offerta dalla parrocchia di Portofino e poi l'incontro con i giovani che hanno raccontato il cammino intrapreso quest'anno. Noi stiamo facendo un percorso appunto che scaturisce dalla vacanza che abbiamo fatto quest'estate a Maenne col gruppo Giovanissimi. Io personalmente seguo i Giovanissimi insieme ad altre persone. Abbiamo iniziato un percorso che ci paragona un po' a Giona. Poi durante il cammino che facciamo, ci vediamo tutti i sabati, vengono fuori alcuni argomenti, domande e esperienze personali.
Abbiamo portato un po' la nostra esperienza annuale e dei nostri incontri che facciamo ogni venerdì, o almeno tutti i venerdì in cui riusciamo a vederci, e quest'anno in particolare trattiamo il tema dell'appartenenza, appartenenza alla nostra famiglia, appartenenza al gruppo di amici, ai vari ambiti della vita di ognuno e soprattutto anche appartenenza alla nostra comunità. Il Vescovo ha un po' rimandato al documento che uscirà prossimamente, firmato da Papa Francesco, che raccoglie un po' il lavoro del Sinodo sui giovani, perché la Chiesa sia davvero più capace di un linguaggio che sa arrivare ai giovani, sappia aiutare anche i giovani stessi a assumersi la responsabilità, anche la scelta. Quello che conta è appunto chiedersi che cosa è prezioso per la mia vita, ecco, che cosa vale la pena di fare anche a costo di lasciare altre cose. E per il progetto Credere, promosso dall'Ufficio Scuola della Diocesi, domani dalle 11 alle 12:30 nell'Aula Magna dell'Istituto Caboto, gli studenti dell'Istituto Chiavarese incontreranno Andrea Schiavon, autore del libro Don Milani. I ragazzi nelle scorse settimane hanno letto il volume in cui si intreccia il racconto della passione dell'autore per Don Milani con le domande nate dai suoi incontri con gli studenti di alcune scuole italiane per parlare di questo prete rivoluzionario e per far dire ai ragazzi cosa cercano nella scuola di oggi. Dopo la testimonianza del giornalista ci sarà spazio per il dibattito e il confronto. E nella quarta domenica di Quaresima la Santa Messa è stata trasmessa in diretta TV su Telepace dalla parrocchia di San Michele di Pagana nel contesto della visita pastorale. È stata l'occasione per conoscere più da vicino questa comunità che sta crescendo negli ultimi anni. Vediamo. Se uno in Cristo è una creatura nuova, ha tratto spunto dalla liturgia Monsignor Tanasini per descrivere l'esperienza di ripresa che ha visto domenica mattina incontrando i commercianti della piazzetta di San Michele a 5 mesi dalla mareggiata, e lo ha fatto indicando il senso di rinascita che ha visto in loro come metafora per approfondire il senso delle parole di San Paolo. La fonte di questo rinnovamento è la riconciliazione con Dio che attraverso Cristo è venuta. Monsignor Tanasini ha presieduto la messa nel contesto della visita pastorale alle comunità di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino. È stata l'occasione per visitare questa parrocchia che sta crescendo negli ultimi anni. Abbiamo avuto parecchi problemi, come Sua Eccellenza ha visto, però San Michele è un paese di gente che si tira sulle maniche. Siete attivi? Sì. Diciamo di sì, siamo attivi grazie al nostro parroco e ci ha dato una mano a formare tante cose, a riformare una famiglia, un gruppo di lavoro, un coro, tanti amici di tutte le età, arrivano da tutte le parti, però chi vuol venire è ben accetto. Il coro è sempre più numeroso, è un mosaico di volti e di esperienze diversificate. I doni già ce lo insegna il Vangelo, bisogna usarli, i talenti vanno usati, io quel poco che ho lo metto a disposizione, vorrei averne di più per darne ancora di più, certo, però ogni sforzo va fatto per cercare di far vivere questa comunità che è numerosa e ha voglia di trovarsi qui. Noi invitiamo altri a venire al coro di San Michele perché sta diventando sempre più un coro di amici che si ritrovano a provare, con aggiunte di grande rilievo come il tenore Massimo. Tutti quanti facciamo qualche sacrificio, ma è sempre molto bello e sta crescendo. Intanto la celebrazione presieduta dal Vescovo è stata anche l'occasione per mostrare la nuova veste della piazza di accesso al Sagrato appena ultimata. È il primo passo di altre realizzazioni che vedremo nei prossimi mesi, dal giardino che sarà poi un punto di raduno della comunità e fa parte del programma del nostro Don Paolo per aiutare la comunità a stare unita. È veramente una famiglia allargata, è quello che stiamo cercando e stiamo collaborando col parroco di fare in modo che appunto la si senta come famiglia allargata. In occasione della festa in programma sabato prossimo per la riapertura della provinciale 227 per Portofino, ATP ha predisposto una serie di servizi di trasporto per permettere a più persone di partecipare. Ci sarà un servizio navetta tra il campo sportivo di San Siro e piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure con una frequenza di 10-15 minuti nelle fasce orarie tra le 8 e le 10:30 e tra le 22:30 e l'1 di notte. Un secondo mezzo sarà a disposizione per il trasporto dei bambini
bambini delle scuole dalle 9 alle 10:30 sul tragitto Piazza Vittorio Veneto Cervara. Questo mezzo proseguirà poi per Portofino dopo la riapertura della strada, trasportando eventuali passeggeri in difficoltà deambulatorie e i bambini. Nell'occasione farà il suo debutto anche un mezzo totalmente elettrico, un bus ecologico che in una prospettiva a breve termine potrà essere introdotto proprio sulla ripristinata linea 82 tra Santa Margherita e Portofino. Ad integrazione della linea tra l'ospedale di Rapallo e Piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita sarà disponibile un terzo mezzo per soddisfare la richiesta nelle fasce orarie del mattino dalle 8 alle 10:30. Alla sera sarà attivata una navetta dalle 22:30 all'1 da Santa Margherita fino all'ospedale di Rapallo. Per la cronaca, ha rubato una somma di denaro in un negozio di Intimo dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'esercizio. Il fatto è accaduto a Rapallo. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno individuato il responsabile, un 51enne di Levi, che è stato denunciato per furto. A Chiavari si è svolta In Blu verso il Blu, una colorata passeggiata attraverso la città organizzata dall'Isola che c'è, realtà psicoeducativa per adolescenti con autismo a cura dell'area sociosanitaria del villaggio del ragazzo. Il corteo, partito da piazza Matteotti, ha raggiunto piazza Gagliardo, coinvolgendo ragazzi con autismo e operatori delle diverse strutture del territorio, studenti e insegnanti delle scuole superiori di Chiavari, rappresentanti dell'ASL 4 e del comune di Chiavari, questo in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Le piccole barchette di carta blu lasciano la riva cullata dalle onde del mare. Si è conclusa così a Chiavari la manifestazione In Blu verso il Blu promossa in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Centinaia di partecipanti, ragazzi delle scuole, ospiti dei centri del Benedetto Acquarone, dell'Anfas di Chiavari, genitori ed educatori che, partiti da piazza Matteotti colorati di blu come l'acqua della fontana, hanno attraversato il Carruggio proseguendo in marcia sulla passeggiata a mare, hanno raggiunto piazza Gagliardo dove si è svolto il momento conclusivo. Il senso della giornata è quello di poter sensibilizzare appunto la cittadinanza all'autismo e anche quello di condividere un momento insieme facendo con le persone con autismo una cosa che a loro piace come camminare e vivendo appunto un momento di gioia insieme. Qual è l'incidenza dell'autismo sul nostro territorio, i numeri? Ma i numeri ormai sono purtroppo piuttosto alti, in generale si parla di una prevalenza addirittura di un 4% nella popolazione, questo è anche dovuto diciamo, a nuovi criteri diagnostici che coprono un ventaglio un po' più ampio di manifestazioni. Sicuramente il fenomeno è un fenomeno in crescita e il disturbo del comportamento che spesso si associa soprattutto in alcune fasce di età è una situazione molto delicata che richiede interventi specifici e mirati. Effettivamente c'è tante parole ma poi aiuto concreto, sostanziale non ce n'è. Cioè, se non ci fossero i centri, anziché le cose, ma non assolutamente cose sulle quali le famiglie concretamente possano contare. Di cosa ci sarebbe bisogno? Che cosa chiedono le famiglie? Le famiglie innanzitutto chiedono la sensibilizzazione verso questi ragazzi e tutti i problemi che hanno intorno, non solo il ragazzo ma proprio anche la famiglia, il genitore, i fratelli, le sorelle, chiedono queste cose. E anche San Colombano Certenoli ha celebrato la giornata mondiale per l'autismo. Per sensibilizzare la popolazione, il comune ha esposto sulla facciata del palazzo municipale uno stendardo blu. Inoltre ha inviato alle scuole dell'infanzia e la primaria i palloncini azzurri e blu insieme al testo di alcune poesie scritte da Lorenzo Negri e tratte dal volume Il peso del vero. Sabato a Lavagna riapre in Piazza della Libertà l'ufficio di informazioni e accoglienza turistica, la cui gestione è stata affidata per l'estate a Mediterraneo Servizi. Il Comune, tramite delibera di giunta, ha stanziato un contributo di 20.000 euro a favore dell'Unione dei Gruppi Albergatori del Levante di Lavagna e Cavi per l'apertura e la gestione dello sportello, concedendo in uso gratuito i locali, le attrezzature, gli arredi e tutte le forniture. Gli albergatori dal canto loro hanno attuato la convenzione con Mediterraneo per la gestione dell'ufficio che
che sarà aperto 4 giorni alla settimana fino a fine maggio e 7 giorni su 7 dal 1 giugno al 30 di settembre. Il punto informativo assicurerà i servizi relativi alla prima accoglienza al turista, fornendo materiale promozionale anche in lingua straniera e informazioni sull'organizzazione dei servizi e manifestazioni, sull'offerta ricettiva e di ristorazione. Mediterraneo Servizi inoltre provvederà all'aggiornamento del portale web www.turismolavagna.it e delle pagine social. E si è svolta questo pomeriggio ad Odense, in Danimarca, la cerimonia di consegna dell'Hans Christian Andersen Award al premio e al Festival Andersen di Sestri Levante, che hanno ricevuto l'importante riconoscimento assegnato ogni anno alle realtà e le persone che portano avanti progetti legati al celebre favolista danese. A ritirare il premio, alla presenza delle autorità locali, del Ministro della Cultura e dell'ambasciatore italiano in Danimarca Luigi Ferrari, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e il direttore artistico del festival Leonardo Pischedda. Questi giorni sono stati anche un importante momento di confronto con realtà più grandi di noi per impostare progetti di sviluppo del festival che saranno legati a percorsi di collaborazione, sviluppo e internazionalizzazione che vogliamo portare avanti. Questo è il commento del sindaco Ghio. L'Ascom di Chiavari organizza una serie di corsi, sia di aggiornamento che di nuova formazione, rivolti a coloro che manipolano, producono e vendono alimenti, ovvero titolari di bar e ristoranti, panifici e gastronomie alimentari e ortofrutta. Si svolgeranno nel mese di maggio, le iscrizioni devono essere effettuate entro il 12 di aprile. Torna a Sestri Levante il Gran Premio Internazionale di Canto Cora Mare, la cui seconda edizione si svolgerà dal 5 al 7 aprile all'ex convento dell'Annunziata. Vedrà la partecipazione di 20 cori provenienti da varie regioni d'Italia e da alcuni stati europei. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 3 aprile. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Queirolo Antonio Codazzi terrà una conferenza su civiltà e organizzazione. Secondo incontro del workshop fotografico curato da Nadia Scanziani alla Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure. L'inizio è alle 16, si parlerà del processo di costruzione di un'immagine. Il lato oscuro di Wall Street è il titolo dell'ultimo romanzo di Pierpaolo Fuiano che l'autore presenterà alle 16 all'Auditorium della Filarmonica di Chiavari. Nell'occasione sarà presente il violinista Andrea Cardinale che eseguirà alcuni brani musicali. Alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari si svolgerà lo spettacolo Mio padre un magistrato, la storia di Rocco Chinici, scritto da Clara Costanzo e dedicato al giudice pioniere dell'antimafia, assassinato il 29 luglio del 1983 dalla prima autobomba. L'evento, nato da una proposta dei teatri di Levante e organizzato dall'assessorato al turismo del comune di Chiavari. E siamo allo sport, torna alla vittoria la Virtus Entella. Dopo 4 pareggi consecutivi la squadra di mister Boscaglia è riuscita ad espugnare il Piola di Novara, vincendo in rimonta per 1-2 contro i padroni di casa. Passati in svantaggio al 47esimo della ripresa con il gol di Mallamo, prima con Caturano al 58esimo e con Mancosu al 73esimo, entrambi su calcio di rigore, i biancocelesti portano a casa i 3 punti. Sabato sera al Comunale di Chiavari arriva l'Albissola, in classifica si consolida la prima posizione a 63 punti. Sentiamo le interviste a fine gara. Partita veramente molto importante, era troppo importante il risultato, oggi l'abbiamo vinta, quindi siamo molto felici. Ecco, quanto è importante aver usato tutta la testa in una settimana finalmente intera per preparare degnamente una partita? Tantissimo, perché comunque hai tempo per poter ricaricare le batterie, non solo fisiche ma anche psicologiche, nervose. Quindi siamo stati, diciamo, a fare una settimana quasi quasi completa. Adesso avremo 5 giorni prima della partita e vediamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo una partita molto importante con l'Albissola e proprio per questo volevo veramente fare un appello al pubblico che riempiano lo stadio sabato, perché abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno tanto di loro in queste ultime partite, perché l'Entella non è solo la squadra, non è solo Boscaglia o Nizzetto o i giocatori o i dirigenti, l'Entella è soprattutto il tifoso che viene, che ci sostiene, perché è determinante per i giocatori quando vanno dentro al campo avere la tifoseria che spinge. Una partita che l'Entella ha giocato veramente con la testa dal primo all'ultimo minuto. Sì, è stata una partita che abbiamo giocato in maniera attenta.
sapevamo che comunque loro sarebbero partiti forte, è una squadra che fa fatica in casa e quindi abbiamo tenuto botta al primo tempo, poi il secondo tempo anche gli episodi ci hanno dato modo di svoltare la partita e abbiamo portato a casa il risultato a nostro favore. Soprattutto appunto nel momento più difficile, cioè subito lo svantaggio, non avete perso la testa, avete continuato a giocare con quella determinazione che va contraddistinto nel primo tempo. Sì, è stata un'occasione un po' particolare quella dello svantaggio nostro, però siamo stati bravi dal campo, abbiamo cercato di tenere la calma, quella era la cosa fondamentale per ribaltare il risultato e così è stato. Per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali. Adesso pensiamo alla partita di sabato che è imminente. Ci sono ancora posti a disposizione per partecipare al pranzo insieme di Pasqua organizzato dal Comitato Festa in Piazza della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari per domenica prossima 7 aprile, notizia che leggiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Il ricavato dell'iniziativa verrà destinato per le opere parrocchiali. Il menù prevede antipasto con insalata russa, salumi e torta salata, panzotti alla salsa di noci, porchetta e patate al forno, colomba e macedonia. Il pranzo si svolgerà nei locali sotto la chiesa di Ribasso a partire dalle 12:30. Per prenotare si può contattare i numeri 328 8457 844 oppure il 329 42 90513. E si conclude così questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.